Ricordiamo le immagini della scorsa estate dei campi di mais e soia completamente rinsecchiti al sole. Per la campagna veneta il 2012 è stato un anno fortemente condizionato dalla siccità. I volumi dei raccolti sono stati inferiori anche del 40%, di contro però sono aumentate le quotazioni. Nel complesso il fatturato dell'agricoltura veneta ha tenuto. Questo è uno dei dati riportati da Veneto Agricoltura nella sede della Corte Benedettina di Legnaro. Durante la presentazione del rapporto sull'andamento dell'annata agraria dell'anno appena concluso. Altro indicatore particolarmente significativo è quello del numero di imprese di settore. Abbiamo visto una diminuzione di quello che sono le aziende agricole nel territorio, soprattutto derivante dal fatto che tanti anziani vanno in pensione e dismettono la loro azienda, ma abbiamo visto che non è assolutamente diminuito gli ettari dedicati a coltivazione, dedicati al mondo rurale, per cui questo vuol dire che c'è un mantenimento nel territorio e non viene soprattutto colpito dal cemento, diciamo, da quello che può essere la cementificazione del territorio. Quello che c'è stato invece di dato ottimo è un incremento di un più 11% di occupati, soprattutto tendenzialmente giovani che vanno dai 20 ai 40 anni. Questo vuol dire che un momento di netta difficoltà da parte del mondo imprenditoriale, industriale, dell'artigianato e del commercio, l'agricoltura si rivela ancora una volta una fonte di guadagno oppure di impiego per cercare di trovare spazio in un momento di netto deficit mondiale, europeo e nazionale e di carenza di posti di lavoro. Viticoltura, mais, zootecnia si confermano i pilastri dell'agricoltura veneta che nel 2012 ha fatturato 5,27 miliardi di euro, mezzo punto in più rispetto all'anno precedente. Il punto dolente continua ad essere la frammentazione delle imprese agricole. Sì, ecco, una delle criticità dell'agricoltura veneta è la piccola dimensione aziendale, però questo fino adesso, perlomeno a questo, ha supplito un reticolo di sistema cooperativo. Pensiamo ai grossi settori di trasformazione veneta che sono la trasformazione zootecnica, latte e carne e vitivinicolo, che hanno supplito, diciamo, questa carenza interna proprio di piccole strutture aziendali, con anche successo, perché se pensiamo che, e questo vale in maniera particolare nei momenti di crisi dei consumi interni, l'espansione e l'attenzione che c'è stata nei mercati stranieri, pensiamo formaggi, grana, asiago sempre più importanti nei mercati stranieri, ma soprattutto il vino, 1,3 miliardi di export, quindi questo è un segnale positivo. Le indicazioni sulla strada da percorrere vengono dalla politica che per il 2013 ha in cantiere una serie di riforme. Ci sarà una riforma degli enti, penso al ruolo di Veneto Agricoltura che sarà legato più all'innovazione, quindi una riforma importante interna, penso al ruolo della VEPA che invece cercheremo di espandere nel Friuli Venezia Giulia, ovviamente tentando degli accordi con il Friuli Venezia Giulia per controllare il nord-est. Penso alla nuova costruzione del piano di sviluppo rurale e la nuova politica agricola comunitaria, non solamente con il Forum PAC, quindi le grandi associazioni, il mondo accademico, ma anche con 15 giovani che interverranno fortissimamente in questo settore per disegnare anche il loro futuro stesso. Penso all'incoming, un'operazione importante di intervento sul Veneto per far vedere tutte le nostre eccellenze, ma facendo vedere anche il nostro paesaggio e soprattutto la nostra cultura, perché così si innamorino del nostro territorio. Penso a un piano di intervento sulla Cina, costante nel tempo, perché si possa guadagnare più quote di mercato in quell'ambiente. Penso ai 3 giovani che entro il 2013 dovranno essere nei nostri uffici regionali a livello comunitario a Bruxelles, perché possano fare una lobby importante per il mondo agricolo veneto dalla Comunità Europea, perché la politica agricola dipende soprattutto dall'Europa, quindi una serie di interventi che in qualche misura possano portare il comparto ad essere sempre più competitivo ed essere soprattutto competitivo senza finanziamenti comunitari. I progetti sulla carta sono molti. Uno di questi, come abbiamo sentito, è la riorganizzazione di Veneto Agricoltura, che però sembra ancora in alto mare. Per il momento l'unica novità è stata la trasformazione dell'amministratore unico in commissario straordinario. Nei prossimi 6 mesi attendiamo azioni di sostanza oltre che di forma. Risparmiare si può, basta la volontà politica.